a tutti. Oggi vi porterò a vedere un borgo contadino che è rimasto pressoché intatto dall'Ottocento in poi. Le costruzioni sono di fine Settecento, la famiglia che lo ha abitato per secoli ed è stato abbandonato all'inizio degli anni 2000 e quindi dalla fine del Settecento fino agli anni 2000 è stato abitato dalla stessa famiglia e pressoché con lo stesso stile di vita e quindi è cambiato molto molto poco. Ehm, Come potete vedere le costruzioni sono in pietra e le pietre si vedono. Questo borgo qui, tutto quanto, poi lo vedremo tutto, è stato costruito dalla famiglia che lo ha abitato, non era una famiglia di muratori, non servivano muratori una volta per costruirsi la casa, queste case le hanno costruite proprio i contadini, i mezzadri che lo abitavano. A che prezzo? Irrisorio. Hanno venduto due mucche, questo lo so, perché so la storia della famiglia che ci ha abitato, è una famiglia piuttosto influente di questo comune, che è il comune di Follina, questa è la frazione di Valmareno. Ecco, la famiglia Cesca che ha abitato questo borgo per tanti anni, per secoli, è riuscita a costruirlo con il prezzo di due mucche. Ha comprato tutti i materiali e l'ha costruito. Ha ancora la struttura proprio originale originale, che adesso vi farò vedere. Da questa parte abbiamo il fienile molto molto grande, ok? È un fienile enorme perché è fatto con tre strutture. Qui mettevano gli attrezzi o la legna da vendere anche, ok? Il surplus di legna veniva venduto e ne ricavavano denaro. Lassù fieno, fieno anche lì, qui lo usavano ancora come deposito attrezzi e si vede perché il proprietario ha continuato, i proprietari hanno continuato a mettere gli attrezzi fino all'abbandono. Questo è un porcile che è rimasto, uno dei pochi porcili rimasti intatti, addirittura con il legno dell'epoca, dell'Ottocento. Questa vascona che vedete serviva per il letame, quindi era una famiglia che disponeva anche di tanto letame. Adesso direte che schifo, in realtà no, il letame era una risorsa molto importante perché serviva anche da isolante, non solo per concimare e rendere fertili i campi. Questo porcile qui è un porcile, ripeto, abbastanza grande. Qui i maiali potevano trovare il loro cibo, questa è la mangiatoia. Adesso vi apro anche proprio la casa dei maiali, il porcile, e qui ci stavano i maiali. Non so se si vede bene, comunque tento di illuminarvelo con la pila. Eh, Quello è un filo a sbalzo di carrucole, poi vi spiego a cosa servivano. Il proprietario aveva una sorta di passione per le carrucole e le teleferiche, il filo a sbalzo. Poi vi racconto perché quando arriveremo a vedere la sua camera da letto. Di qua c'è la stalla. Non si vede bene, però quando faceva molto freddo d'inverno, vi ho detto prima che il letame era un ottimo isolante, le persone entravano nella stalla e si trovavano con i vicini di casa anche, la famiglia Cesca, questo borgo ospitava diverse famiglie di Valmareno all'interno di questa stalla e gli uomini si raccontavano le loro storie, quello che era successo, facevano progetti e le donne anche raccontavano quello che era loro successo e facevano filò, cioè tessevano o ricamavano all'interno di questa stalla e d'inverno, quando faceva molto molto freddo, si metteva letame fino a questa altezza, più o meno, perché isolava dal freddo. Queste sono tutte strutture originali. Adesso entriamo. C'è la luce qui, ve l'accendo e vi mostro anche con la pila che cosa contiene questa stalla e come era fatta, come funzionava. Di nuovo filo a sbalzo e carrucole. Le carrucole servivano, avevano questi uncini, no? Servivano per, sono proprio teleferiche, servivano per portare materiali quali legno o fieno dai pascoli fino a valle. E vedete, tante tante carrucole, tanti uncini, tanto filo a sbalzo. Ricordatevi l'uncino e guardate la proporzione con la mia mano. Poi vi racconto perché il proprietario
aveva questa particolare passione e ossessione per il filo sbalzo, ok? Ricordate questo. Intanto vi racconto della stalla. La stalla è una delle prime cose che ho imparato e che non sapevo. Ha un suolo, un terreno reclinato, un po' obliquo, cioè in pendenza. Qui mettevano le mucche, ne avevano almeno 4. Era una famiglia di contadini ritenuta abbastanza benestante, ok, in paese, perché avevano gli animali, avevano il maiale, avevano le galline. Le galline stavano sopra, cioè vi ho fatto vedere il porcile, ma sopra il maiale c'era proprio il posto delle galline. Ok, il pollaio stava sopra il maiale, secondo piano del porcile c'era il pollaio. Qui ci stavano le mucche invece, c'erano le mucche e venivano legate qui con delle catene, ci sono ancora i fori nell'asse qua di legno, nella trave. Le mucche stavano in questa posizione, quindi davano le spalle, per non dire il sedere, agli ospiti, a quelli che entravano, e il muso stava da questa parte. Perché erano messe in questa posizione? Io le mucche di solito me le immagino messe così, e invece no, erano messe così. Perché? È un motivo molto semplice. Il letame e l'urina degli animali, che comunque costituiva un prezioso fertilizzante e anche un prezioso isolante, come ho già detto, veniva convogliata, cioè cadeva, scivolava giù e veniva convogliata in questo canale che c'era e poi raccolta e messa nel letamaio. Um, Qui è pieno di attrezzi. Notiamoli, quella è interessante, c'è una falce antica lassù, così potete rendervi conto di quanto grandi erano le falci. È proprio lì, quella è una falce, un'antica falce. Tanti attrezzi si sono tramandati da nonno a padre, a figlio, e quindi tanti attrezzi che vedrete sono proprio dell'Ottocento, originali, originali. Quella è una falce. Come sapete, la falce è uno degli attrezzi più importanti della vita contadina e anche della nostra iconografia, perché se ci pensiamo è anche interessante dove è stata messa. Penso sia assolutamente un caso, però lo trovo affascinante. La falce che incombe. È quasi simbolico, no? Ripeto, penso sia stata messa lì assolutamente a caso, però se pensate all'iconografia della morte, tante volte trovate la morte rappresentata come un mietitore, una morte che miete con questa falce. E vi assicuro che i contadini e la povera gente dell'epoca aveva a che fare molto molto spesso con la morte e anche adesso quello che mi colpisce di queste persone, ripeto, sono nella fascia prealpina della provincia di Treviso, fra Treviso e Belluno in Veneto, mi trovo più precisamente nel comune di Follina. Quello che mi ha sempre colpito di queste persone, io non sono di qua, io sono di Venezia, è la capacità di resistere, la forza che hanno interiore e anche di affrontare i lutti. Loro considerano la morte come una parte integrante della vita e hanno una forza interiore veramente incredibile che mi ha sempre lasciato basita e stupefatta, anche come affrontano il dolore, ma anche quello fisico, il dolore di perdere qualcuno, ma anche il dolore di farsi male. Quando uno si fa male non sta lì a lamentarsi, continua a lavorare di solito. E i nostri vecchi qui a Follina fanno proprio questo, cioè vanno avanti, sempre, sempre, sempre avanti. La falce, ripeto, ha caratterizzato caratterizza ancora tante iconografie. L'iconografia forse principale della morte è proprio quella della morte che miete con questa falce. È assolutamente un'iconografia contadina. Leggevo, ma non sono sicura che sia esatto, ehm, che è una raffigurazione che risale addirittura al Medioevo, forse alla peste nera del 1348, però non sono sicura di questo. Sicuramente è un'iconografia però contadina, ok? Questa falce che incombe è interessante. Questo invece è un tavolo da lavoro di inizio 800 addirittura. E qui i membri della famiglia, i maschi, imparavano a lavorare il legno e a costruire i più svariati attrezzi. Qui addirittura abbiamo conservati dei picconi, o quello che ne resta. Questo perché la casa, cioè questo borgo,
appartiene, come vi ho detto, alla famiglia Cesca e ora è tenuto così da un signore che si chiama Giovanni Cesca, che non abita più qui, ripeto, il borgo è pressoché abbandonato dall'inizio degli anni 2000, però il capo il capofamiglia di questo borgo era il papà del Cesca superstite, si chiamava Angelo, quindi Angelo Cesca era il proprietario di questo borgo. Angelo Cesca è nato nel 1864, quindi questo borgo eh, contiene le memorie di questa famiglia dall'Ottocento in poi. Questo piccone qui apparteneva addirittura al papà di Angelo Cesca, ok? Il papà di Angelo Cesca si chiamava Giacomo, è quello che è nato nel 1864. Giacomo Cesca andava come emigrante a costruire acquedotti in Germania, a Monaco di Baviera. E è pesantissimo, devo aiutarmi con due mani. Questo è un po' il simbolo del suo lavoro e della sua fatica. Lui andava fino a Feltre in treno, poi da Feltre a Merano attraverso passaggi vari e da Merano a Monaco di Baviera a piedi. Lavorava a Monaco di Baviera 10 mesi su 12, 10 mesi l'anno. Tornava solo a gennaio o febbraio di ogni anno, oppure se non riusciva, perché capitava, ogni 2 anni, sempre in 2 mesi tornava a casa, gennaio e febbraio. Ha fatto per 30 anni il lavoro di emigrante. Perché il piccone? Perché faceva dei buchi sulle strade, ok? Affinché poi altri operai potessero mettere dei tubi per costruire acquedotti sotto, ok? Lui doveva fare dei buchi di 2 metri, ok? Di profondità di 2 metri, 1,80 m per la precisione. Lo faceva a mano con questo, con i picconi. E poi, quando il piccone non era più buono, ok? Non tagliava più molto, portava a casa. È sicuro che pesa tantissimo, quindi in valigia lui si portava a casa come ricordo tutti i picconi che usava perché potevano tornare utili comunque alla sua famiglia. Poi abbiamo le diverse catene con le quali si legavano le mucche, ma non importa. Credo che l'oggetto più rilevante qua dentro, assieme a molti altri, sia comunque, però il più rilevante sia comunque il tavolo da lavoro che risale a fine 700, inizio 800, è stato uno dei primi tavoli da lavoro che la famiglia ha avuto. E questa stanza, che adesso non apro perché comunque è un bagno, cioè solo un bagnetto moderno, quindi questo non badate alla modernità di questo. Modernità intendo anni 60 del Novecento, comunque fidatevi è moderno. Questa era una stanza, in realtà la struttura è rimasta uguale a quella dell'Ottocento, era una stanza a parte nella quale si mettevano i vitellini appena nati, quindi quando una mucca partoriva il vitellino veniva un po' lasciato con la madre, ma dopo veniva messo in una stanza a parte. Era una stanza di protezione dei vitellini. E qui facevano filò. Vi ho detto prima di entrare che questa stalla è stata un punto di riferimento per il paese, e sì, era così. In tanti venivano qui a trovarsi in questo spazio, che adesso è occupato da attrezzi vari, però in questo spazio le donne facevano filò, quindi filavano, tessevano, parlavano, e gli uomini parlavano. Cibo non ce n'era tanto, non è che bevessero, che giocassero a carte, però parlavano, facevano progetti sul futuro e stavano al caldo soprattutto perché le mucche riuscivano a scaldare molto questa stanza e vi assicuro che faceva veramente, veramente freddo. Ok, anche questa è una antica scala a pioli originale, serviva per andare sul fienile, adesso c'è un'altra scala un po' più moderna. Adesso entriamo in casa. Prima di entrare in casa però tenete presente questo abbeveratoio, ok? Questo serviva per gli animali, in particolare per le mucche. Abbeveratoio e il filo a sbalzo con l'uncino e le carrucole di prima, ok? Tenete a mente questo, poi vi racconto un aneddoto
su Angelo Cesca, il proprietario, il capofamiglia di questo borgo. Lì mettevano degli attrezzi o ancora legna e adesso vi faccio vedere comunque almeno una abitazione dell'intero borgo, che è questa. Ok, delle fotografie, in particolare questa. Questa qua è una fotografia di Giuseppe Cesca, che era fratello il fratello di Angelo. Ok, il fratello di Angelo. 1910 è la data di nascita di Giuseppe Cesca, qui faceva il militare. Questa è una cartolina di Cortina, Cortina da un pezzo. Brigata Cadore, viva la Brigata Cadore, 1910, Giuseppe Cesca. È particolare perché l'ha fatta lui, cioè questo ragazzo, appena tornato dal militare, si fece la targhetta e incorniciò una sua fotografia e una cartolina, qui c'è scritto Cortina da un pezzo. Ok, quindi erano molto bravi anche a livello proprio amatoriale a lavorare il legno. Questa bella aquila qui. Ok, andiamo a vedere il piano prima inferiore. Proviamo a vedere se riusciamo ad accendere la luce. Sarà di qua. Sì. Questa era la cucina. All'inizio qui nel 700-800 c'era un caminetto e poi invece nel 1900, quando la Rex, come vedete, ha cominciato a fare le stufe, la famiglia ha deciso di acquistarne una. È una stufa molto grande, si usava così, appoggio un attimo la pila, si inseriva la legna, questo serve, è uno sfiato, ok, per l'aria, e qui c'è ancora, si raccoglieva la cenere e ce n'è ancora. Con la cenere si lavavano i panni anche, si andava al lavatoio e si lavavano i panni, e la cenere faceva diventare puliti i panni. Questo è è uno sfiato per l'aria, qui si metteva la legna bruciava e scaldava la stufa, il piano cottura anche. Qui serviva per scaldare i cibi, ok? Qua c'è una specie di vassoio che adesso non... Ecco, qui si scaldavano i cibi. E per buttare altra legna, in realtà da qui, però se i pezzettini di legna erano piccolini, si usava questo strumento, si toglievano i vari anelli a seconda della grandezza del legno e si buttava legno, oppure si buttavano anche le immondizie semplicemente, cioè potevi buttare per esempio l'umido o la carta, le immondizie varie. E continuavi a scaldare, scaldare, scaldare. È una stufa enorme che ha proprio un piano gigantesco e anche tanti anelli. E qua ovviamente il fuoco bruciava e qui potevi appoggiare le pentole e cucinare. Ok, qua venivano appesi alcuni salumi, e i salami in particolare, qui c'era il grande tavolo. Quello è un armadio a muro che conteneva dolci, biscotti fatti in casa e farine. Questa è una gilera del 1960, quello è un poster della Juve dei primi anni 2000, vi ho detto che il borgo è in abbandono dei primi anni 2000. Qui ci sono ancora, questo è molto antico, primi 900, forse 800, ci sono delle bottiglie, però ci sono ancora le ceramiche, le tazzine e le stoviglie di tanto tempo fa. La sveglia, Giovanni XXIII, fotografie di famiglia, macchina da cucire. Qui ok, qui c'era, beh, ci sono delle patate per terra, ma non importa. Qui c'era quello che adesso si chiama lavandino, che era un lavello all'epoca in pietra,
E qui lavavano i piatti, li mettevano qui o qui, ok, da asciugare, puliti. Bellissimo il soffitto. I piatti si lavavano qui e qua abbiamo una miniera di pentole e tegami e stoviglie e strumenti per la cucina, da un tagliere con i buchi dei tarli. Ha una gamella. Questa è una gamella in alluminio particolare perché era appartenuta proprio ad Angelo Cesca, anzi no, al papà di Angelo Cesca che era Giacomo Cesca, e quindi è una gamella di fine 800 perché il signor Giacomo Cesca, vi ho detto, è nato nel 1864, quindi questo appartiene al suo servizio militare. La gamella di fine 800, poi piccole damigiane e gli strumenti più vari, alcuni dei quali potete magari riconoscere anche voi perché assomigliano ai nostri moderni, questi, oppure abbiamo dei colini, um, oppure ancora degli schiacciapatate, guardate qua, sono molto simili ai nostri, e varie pentole, vari tegami, soprattutto in alluminio. Forse ricorderete alcuni tegami, alcune pentole dei vostri nonni, e io quantomeno me lo ricordo, anche i miei nonni avevano delle pentole in alluminio. Ok, qua abbiamo un motorino abbandonato, andiamo a vedere cos'altro ci riserva questa abitazione. Questo per esempio. Queste sono mannaie, sono antiche. Ecco, questa è una mannaia piccola, detta manarin, e vi assicuro che taglia, è molto pesante. Tutti gli attrezzi, o quasi, anzi molti attrezzi, non tutti, però molti attrezzi li faceva proprio la famiglia, le famiglie contadine costruivano gli attrezzi. Questa è una piccola mannaia, serviva per tagliare prevalentemente il legno, ma anche altri materiali. Queste invece sono proprio mannaie grandi e c'è una differenza fra le due. Quanto pesano? Allora, questa è pesantissima, due mannaie, le manere si chiamavano così. Questa è molto pesante, un po' più tozza, vedete la lama. Questa invece è molto più leggera, ha una lama più lunga e più sottile. La differenza è che questa, che è più sottile, più slanciata, è una mannaia detta da taglio, ok? Serviva proprio per tagliare gli alberi. Prima delle seghe, che poi sono diventate anche elettriche, i boscaioli e i contadini, quando dovevano tagliare gli alberi, signori, a mano, lo facevano a mano con le mannaie. Questa serviva proprio per tagliare gli alberi, una mannaia da taglio. È leggera abbastanza, non è affatto leggera, però è più leggera di quella, e ha una lama più slanciata, ok? Tagliavano gli alberi nel bosco, li abbattevano con questa, con la mannaia. Poi sono arrivate le seghe che già erano un lusso. Questa mannaia da spacco invece, che è pesantissima, fatico proprio a tirarla anche su, serviva per, vedete, è un po' più tozza, per spaccare i ceppi, ok? Qua spaccavano i ceppi con questa, i ceppi di legno, la classica scena da film, no? Del ceppo, con uno che spacca il ceppo, lo facevano con questa, ok? Questa è una mannaia da spacco, si dice così. Ok, vi faccio vedere questa stanza. Ho preventivamente acceso la luce io prima. Questa era la dispensa cantina della famiglia. Qua venivano conservati tanti salami. Dalla cucina venivano poi portati qua. In cucina si mettevano a sgocciolare dal sangue soprattutto. Poi quando il sangue non colava più tanto, venivano appesi qui i salami e i salumi che la famiglia produceva. E ci sono ancora i ganci per appendere questi salami, questi prodotti. Poi lì, vedete quel buco? Questo qua è fatto dai topi, so che vabbè, è un po' disgustoso anche questo, però i topolini entravano in dispensa e mangiavano quello che trovavano. Poi lì c'è un pentolone, degli attrezzi, questo è interessante.
Quelli sono per le mucche, vedete, catene. Quel cuoio lì serve per le corna, per tenere le mucche, attaccarle al carretto, le corna delle mucche. Che è interessante, oltre al setaccio che è lì, per setacciare il grano, è questo strumento qua, che ha un nome, aspetta che, ok, si chiama lora, almeno i contadini lo chiamano lora. Questo qua è una sorta di gigantesco imbuto molto antico dell'Ottocento, anche questo, per fare il vino, cioè per inserire, per versare il vino nelle botti. Vedete questo? Sarebbe l'imbuto principale. Questa lora la botte veniva distesa, quindi immaginatevi una botte distesa, la botte ha un foro, questa parte di strumento veniva inserita nel foro della botte e qui veniva versato il vino per riempire le botti. Quindi abbiamo anche una antichissima lora, una sorta di imbuto per botti. Quanto pesa? Ok. Altri attrezzi, tutti fatti a mano. Va bene. Questa non è una scala originale, è una scala degli anni 60, prima era in legno. Adesso accendiamo un po' di luci, così ci vedete. Ok. Allora, partiamo dalla stanza più moderna e più lussuosa. Questo è un bagno, è semplicemente un bagno in stato di abbandono, ci sono ancora le saponette usate. Perché è la stanza del lusso? Perché questa è una stanza che è stata fatta dopo. La casa è dell'800, fine 700, inizio 800. Questa è del 1960, però, questo bagno qui. Vi ho detto prima che c'era una latrina, o forse no, ma ve lo dico adesso, vicino al porcile c'era una piccola struttura e quella era la latrina, ok? I bisogni andavano a farli lì. Questa è una stanza modernissima, è un bagno, è stata costruita nel 1960, 50-60, era assolutamente un lusso avere un bagno ed era un lusso anche avere una vasca da bagno. La vasca da bagno qui è molto grande in questa stanza e denotava proprio il lusso della famiglia, cioè la ricchezza della famiglia. Guardate che vasca gigantesca. Alcuni di voi forse ricorderanno la casa dei nonni, quantomeno io. Anche i miei nonni avevano questi rubinetti e questa struttura per mettere le spugne, no, o le saponette. C'è ancora una spugna. Vabbè. O il portaasciugamani, no? Ecco, aveva un bagno anni 60. Però, insomma, questa stanza non ci interessa moltissimo, è molto moderna, parecchio moderna. Questa ci interessa forse di più. Il pavimento è ancora quello dell'Ottocento, antico. Qui c'è una bilancia e questo serviva per mettere i pesi, questo strumento per mettere i pesetti. E quella è una fotografia dell'Ottocento. Questi qui sono i genitori del proprietario che stava qui. Il proprietario, ho detto, si chiama Angelo Cesca. Questo era suo papà. È questo che è nato nel 1864. Questo qui è Giacomo Cesca. E questa era Piera, detta Pierina, la moglie. E guardate quanto è grande la fotografia. Questo è un crocifisso legato a questa coppia, quindi è un crocifisso dell'Ottocento anche questo. E dicevo, la ricchezza, fra virgolette, della famiglia era anche determinata dalla possibilità di avere una fotografia. Siamo alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quindi all'inizio del Novecento, fine Ottocento, adesso non so quando si siano sposati, comunque qui erano sposati da un pochettino, se lui è nato nel 64, fate conto fine Ottocento, inizio Novecento, era un lusso anche potersi permettere questo tipo di fotografia con questa grande cornice. Ok, qui di originale c'è la sedia, anche le sedie venivano prodotte dalla famiglia in paglia e in legno, ok? E questo invece è mobilio più moderno. Andiamo a vedere le altre stanze.
Questa è la camera da letto, bellissima, originale. Qui dormiva Angelo Cesca, da questa parte del letto. Di là la moglie si chiamava Regina, di Angelo, il proprietario della casa, colui che ha dato anche il contributo più grande a questa casa, Angelo Cesca, e sua moglie Regina. Questo è il letto originale. Qui è tutto originale, le sedie, il tavolo. Questo era un altro letto e dormivano in tanti nelle stanze. La stanza che avete visto prima era la stanza di uno dei figli della coppia, di Regina e di Angelo. Il figlio si chiama Giovanni, dormiva in quella stanza che vi ho appena mostrato, dove c'è la fotografia dei nonni, quindi dei genitori di Angelo. Dormiva in quella stanza con la fotografia dell'Ottocento assieme a una zia paterna. Questo perché le zie che non si sposavano, quindi le donne della famiglia che non si sposavano, restavano in famiglia patriarcale, e lavoravano e restavano in famiglia e lavoravano per la famiglia. E i figli dormivano anche con le zie, perché le stanze le stanze erano queste, non ce n'erano molte. Ed erano fatte prevalentemente per dormire, non è che si stava tutto il giorno in camera, non si stava quasi mai in camera, quando si era malati forse, ma vi ho detto prima, preferivano stare nella stalla perché faceva più caldo, qui effettivamente è già freddo, fa freddissimo, ma d'inverno appunto, inverno dell'Ottocento deve essere stata una cosa terrificante, senza potersi scaldare adeguatamente. E si dormiva anche, questo è un altro letto che era qui, si dormiva anche in tanti per scaldare la stanza. Comunque il talamo nuziale, questo è interessante, è originale anche questo. Non avevano l'acqua corrente, è un catino per lavarsi, qui per mettere il sapone, saponetta, eccetera. Questa è la brocca con la quale versavano poi si versavano l'acqua per lavarsi. Qui abbiamo un armadio con ancora alcuni abiti e vestiti di Angelo Cesca, questi proprio sono di Angelo Cesca, quindi inizio del Novecento, di paltò, ci sono ancora degli abiti dentro, adesso non vado a rovistare troppo. Questo è più interessante ancora, adesso vi riaccendo la luce un attimino, vediamo un po' cosa c'è nei cassetti. Carta d'identità di Regina Cesca, che è la moglie di Angelo, è quella che dormiva da questa parte del letto. È nata nel 1907, la madre di famiglia, che si è sposata con Angelo Cesca, la cui casa era già abitata dal nonno Giacomo Cesca, fin dal 1800. Queste sono fotografie, questo è proprio Giacomo Cesca, il papà di Angelo Cesca, faceva l'aviatore, questa è una fotografia di lui soldato, e altre fotografie, adesso non so dirvi di quali membri della famiglia. Qui ci sono 10 lire, se puoi inquadrarle. Ok. Tanti di noi ne conservano ancora, almeno anch'io ce le ho a casa, erano di mio padre. Qui c'è c'è una pila dell'epoca, questa è già del Novecento ovviamente. Qua di interesse, oltre alle varie scartoffie, di interesse c'è questo. Questo è un diario di scuola del 1950, anno scolastico 53-54, di Giuseppe Cesca, uno dei figli di Angelo Cesca e di Regina. Ok, Angelo e Regina avevano 3 figli maschi, uno dei quali era Giuseppe Cesca. Ha fatto il liceo Flaminio di Vittorio Veneto, questo è della quarta ginnasio, diario della quarta ginnasio del liceo Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto, sezione A. Sono belli i diari perché oltre a vedere che cosa studiavano, questa è la lista dei professori, ok? Oltre a vedere cosa studiavano, francese al posto dell'inglese, greco, latino, italiano, geografia, educazione fisica, eccetera, si può vedere come i diari dell'epoca, degli anni 50 del Novecento, offrivano anche vari
spunti culturali con delle brevi notizie, informazioni sui grandi personaggi del passato, o addirittura c'erano degli aforismi di Cicerone, ne ho beccato qualcuno di Seneca, e imparavano, i ragazzini potevano così imparare e trovare degli aforismi molto carini ancora adesso. Questo per esempio di Don Bosco: ogni momento di tua vita è un passo verso l'eternità. Ci sono degli aforismi molto belli, si usano ancora adesso, ho detto, però le frasi non sono più così profonde. E poi c'erano anche delle notizie, questo per esempio un doge, e delle notizie sui vari personaggi storici. E qua potete vedere anche eh, come studiava un alunno degli anni 50 del Novecento. Avevano tantissimi compiti per casa, e quello che ho trovato io è la serietà, no, dell'epoca dello studio. Ehm, Lui studiava tantissimo, Giuseppe Cesca, e per esempio ho trovato una pagina con scritto, una pagina abbastanza recente dell'anno scolastico, cioè l'anno scolastico inizia a settembre, ottobre, ok? Era una pagina di novembre, che adesso vabbè non sto qui a ripescare, in cui lui già a novembre doveva studiarsi 6 canti dell'Eneide, ok? E mi pare 3 dell'Iliade, comunque studiava tantissimo. Questo ragazzo, Giuseppe Cesca, figlio di Angelo e di Regina, è diventato poi sindaco di Follina. E non a caso era veramente, veramente bravo per andare a scuola. La scuola era il liceo Flaminio di Vittorio Veneto, qui siamo a Follina. Per andare a scuola non so quanto ci mettesse, ma ci metteva veramente tanto, perché andava a scuola in bicicletta. E non con le marce, non c'erano le mountain bike o le e-bike. Si andava a scuola con la bicicletta fino a Vittorio Veneto, sono più di 20 km all'andata e 20 al ritorno, con la pioggia, con la neve, ok? E, e doveva farsi anche delle salite notevoli, perché per arrivare da Vittorio qua c'è una salita che è la salita di Longhere, che ha una pendenza incredibile, e poi lo stesso per arrivare a Rivini Lago, poi per arrivare qua. Tanta fatica per andare a scuola, ma gli piaceva talmente tanto che lui era contentissimo di avere questa bicicletta, perché altrimenti doveva andare a piedi, ok? Era contentissimo di avere questa bicicletta e di poter andare a scuola con la sua bicicletta. È, è abbastanza, cioè fa riflettere, è abbastanza incredibile ai giorni attuali. Questa era una stanza in cui dormivano Giuseppe Cesca, il ragazzino che andava a scuola in bicicletta, che si faceva 40 km e anche di più al giorno, circa 50 km al giorno per andare a scuola, e poi divenne sindaco di Follina, dormiva qua, assieme a un altro fratello maschio che si chiamava Giacomo, come il nonno. Giacomo e Giuseppe dormivano qui, qui non c'è molto da vedere, il mobilio è abbastanza recente, forse quello no, però il resto sì, quindi è solo una stanza con 2 finestre. Vi assicuro che è molto fredda anche questa. E adesso andiamo a vedere la soffitta. Dunque, aspetta che la luce... Ah, questo è un seggiolone. È un seggiolone di fine 800, pare sia appartenuto addirittura al nonno, quindi al papà, al nonno di Giovanni, del proprietario attuale, quindi al papà di Angelo Cesca. E qui si sono seduti tanti tanti bambini. Pensate che il proprietario aveva 9 fra fratelli e sorelle, quindi Angelo Cesca aveva altri 9 fra fratelli e sorelle sopravvissuti. Perché? Perché suo papà, quello che andava in Germania a bucare le strade affinché fossero poi messi i tubi dell'acquedotto, ehm, ebbe tanti tanti figli, alcuni non sopravvissero ai primi anni di vita, quelli sopravvissuti in tutto furono 10, quindi ebbe più di 10 figli. I signori della fotografia, quelli della fotografia, ebbero più di 10 figli.
loro dicevano 10, quanti figli hai? 10, perché altri erano morti nei primi anni di vita, ma all'epoca era normale. Ok, la luce qua, vediamo se riesco a capire dove si trova. No, non ne ho la più pallida idea. Beh, proviamo ad andare sullo stesso. Ma sì, ci vedi? Ok. Questa è una gerla, si vede? È una gerla dell'Ottocento, questa qui, appartenuta proprio a Giacomo Cesca e alla sua famiglia. Pesa già vuota. Opla. Ecco, per darvi la proporzione, mi si vede? Ok. Ecco, io sono piccolina, sono alta 1,60 m e questa è una cesta, è una gerla nella quale si portava il fieno, la legna o quant'altro per portare eh, quello che si voleva, quello che si poteva portare. Pesa vuota, vi assicuro che pesa già vuota e non so come facessero a portarla piena, ma ce la facevano ed erano piccolini. Là. Ok, poi rimettiamo a posto bene. Poi qua di interessante abbiamo sedie fatte dalla famiglia, paglia e legno, ovviamente, paglia bella intrecciata. E questo è un attrezzo il cui nome mi è ignoto, non lo ricordo, forse me l'hanno anche detto, ma sbadatamente l'ho forse dimenticato. Era un attrezzo per sgranare una pannocchia, cioè si metteva la pannocchia qui e poi si girava questo e venivano giù i chicchi, così, di mais. Ok. Lì ci sono degli slittini, tutti fatti dalla famiglia Cesca. Vedete, per andare sul ghiaccio i bambini si divertivano così. E queste lame qui, tante volte, queste lame a volte le inseriva il fabbro del paese o il falegname, poche volte in realtà gli abitanti stessi, però gli abitanti facevano tutto il resto dello slittino. Questa parte qui a volte veniva fatta, questa in acciaio, veniva fatta con le falci che non si usavano più. Quindi a volte era proprio il metallo della falce che non si usava più. Vedete una differenza? Qui si può anche capire che hanno avuto tanti figli maschi. Perché? Perché c'è una differenza fra questo tipo di slittino e questo tipo di slittino. Questo qua è forato ai buchi, no? È vuoto. Questo invece è pieno ed è anche nuovo, mi permetto di aggiungere. Questi sono stati usati tanto. Questi erano slittini per maschi. Questo è uno slittino per una ragazza, una bambina che non è mai arrivata. Per femmine. Quindi pieno perché le femmine avevano la sottana e si sarebbe impigliata qui, perché sarebbe stato molto pericoloso portare la sottana con questo tipo di slittino. Quindi slittini per maschi, hanno avuto tanti figli maschi. Slittini per femmine, nessuna figlia femmina, Angelo e Regina, e quindi lo slittino è rimasto intatto. Sembra nuovo, sembra fatto adesso, invece no, è antico e che non è mai stato usato. Ok, qui siamo a posto, ceste per trasportare di tutto. Ecco, questo è il lusso che è arrivato ai primi del Novecento. C'è una sega per tagliare gli alberi, vi ho fatto vedere prima le mannaie. Ecco, a un certo punto le mannaie non sono più state molto usate, pur continuando a essere un pochino usate. Per andare a tagliare gli alberi si usavano queste seghe, una persona stava da una parte, un'altra persona stava dall'altro lato e si tagliava l'albero segandolo. Questa è un'altra sega con la sua custodia originale. Vedete che anche il manico, avete anche il manico conservato di questa sega con la custodia, c'è il manico, e come questo, no?
Si tagliavano gli alberi con queste, in due persone. Qui abbiamo ancora dei resti di pannocchie che venivano lavorati, come vi ho fatto vedere prima. Poi di interessante c'è anche questo. Ecco, questo qua serviva per fare il caffè di frumento. Si inseriva il frumento qui dentro, si faceva tostare, questo serve per far tostare il frumento. Si faceva tostare sul fuoco e poi con il frumento tostato si faceva una sorta di caffè. Questo perché il caffè vero costava moltissimo e quindi le nostre famiglie contadine avevano il caffè di frumento. Poi lì c'è una sedia, questo è anche interessante. Questo è uno strumento di legno che ha la forma di una falce. Veniva proprio accompagnato alla falce. La falce veniva inserita qua, di modo che fra falce e questo strumento qui si otteneva uno strumento, una falce più grande con anche questa struttura in legno che serviva, falciando, a fare già un precovone, un prefascio, cioè questo strumento permetteva alla falce non solo di falciare, ma anche di raccogliere l'erba, il fieno, quello che era. Quindi si disponeva già di un fascio quasi pronto, ok? Si raccoglieva quello che si falciava. L'aneddoto sui cavi. Ah sì, l'aneddoto sui cavi alla fine. Qui abbiamo un setaccio. E poi, sì, è sempre abbastanza emozionante prendere in mano questi. Queste sono forme di piede, di legno ovviamente, per fare le scarpe. E la famiglia, vi ho detto, era una famiglia che se la passava piuttosto bene. 3 forme per fare le scarpe. Più lunga, uomini, poi donne e poi bambino, forma da ragazzo, bambino. E poi cosa succedeva? Si facevano le scarpe seguendo queste forme di legno, non c'erano i numeri, c'erano le forme. La suola era costituita spesso da quel che rimaneva di copertoni di gomme di motorini o di trattori, cioè quello che trovavano per fare la suola. E la famiglia Cesca usava appunto resti di copertoni. E la parte invece di tela era costituita da stoffa cucita, stoffe cucite. E queste erano le loro scarpe, copertoni e stoffe modellate su queste forme. Perfetto, adesso vi racconto, tornando giù, quello che è successo ad Angelo Cesca e perché questo contadino aveva questi fili a sbalzo, queste carrucole. Ecco qua. Allora, la luce è a posto? Angelo Cesca lavorava come mezzadro dei conti Brandolini, Castelbrando è poco distante da qua, e una volta era andato con due dei suoi 3 figli maschi, cioè Giovanni e Giuseppe. Giuseppe è proprio quello che poi è diventato sindaco di Follina. Era andato a raccogliere del fieno e della legna in una baita poco distante da qua. Ora, le carrucole, se non l'ho detto prima, oppure l'ho detto, insomma, lo ridico, lo ripeto, le carrucole e il filo a sbalzo venivano collocati eh, da un lato in posizioni sopraelevate e dall'altro lato a valle, quindi collegavano i colli alle valli. Filo con carrucola, col gancio che avete visto prima. Cosa succedeva? Si andava al pascolo, si faceva fieno o si faceva legna se c'era un bosco e poi l'uncino che avete visto all'inizio del video, quello vi ho proprio detto tenete presente la mia mano con l'uncino,
All'uncino veniva legato poi il materiale da mandare giù a valle, quindi da monte, insomma da collina a valle, si lanciavano, si facevano andare, scorrere su questo filo tutti i materiali, e scorrevano i materiali, le cataste di legna, di fieno, si facevano andare, si mandavano giù i materiali. Bene, lui stava lavorando, aveva raccolto del fieno, ma soprattutto aveva tagliato della legna assieme ai suoi due figli. I figli avevano circa 12-14 anni, Giovanni Cesca aveva 12 anni, lavoravano già, i ragazzini a 12 anni lavoravano, erano uomini, lavoravano. Era andato a lavorare erano andati a lavorare con il padre, quindi Angelo si era portato i suoi due figli a lavorare con lui, a far legna, e, e stavano caricando queste carrucole con i materiali da buttare giù a valle, da portare a valle. Stava caricando una catasta di legna, è scivolato, in realtà era la mano destra, comunque è scivolato e al posto, cioè il materiale è caduto e al posto di agganciarsi con il materiale, la carrucola, l'uncino, ha agganciato la mano di Angelo Cesca. E Angelo Cesca è scivolato da monte a valle, appeso, cioè l'uncino gli ha perforato la mano e l'ha portato giù. Quindi al posto di veder scendere del materiale, i familiari che aspettavano giù i materiali hanno visto scendere Angelo Cesca. Mano perforata, lui è sceso così, cioè dall'alto del colle fino giù a valle, con la mano bucata dall'uncino che vi ho fatto vedere prima. Poi si vergognava di farsi vedere indebolito e sofferente, allora tranquillamente è riuscito, con l'aiuto dei figli, a sganciare la mano, che ormai era bucata completamente, è tornato qua a casa a piedi, i figli volevano sorreggerlo, ma non ne ha voluto sapere, è tornato qua a piedi, è salito in camera, si è seduto qui, ha fatto chiamare il medico è arrivato subito, era qui in paese, gli ha fasciato la mano, gli ha disinfettato e fasciato la mano e poi Angelo, assieme al medico, ha deciso di fumarsi un sigaro, di fumare. E il medico sedeva davanti a lui, hanno acceso questo sigaro e sapete che per accendere una sigaretta, un sigaro, a volte si ha l'abitudine di proteggere il fuoco, non la scintilla, e cosa ha fatto Angelo? Aveva la mano fasciata. Ha acceso, ha protetto e siccome la medicazione consisteva in alcol, prevalentemente, la mano fasciata gli ha preso completamente fuoco, ha cominciato a bruciare, cioè la mano bucata gli ha preso fuoco, è corso giù da qui, giù fino all'abbeveratoio degli animali e ha spento il fuoco e ha spento la mano bucata e bruciata tranquillamente così inserendola nell'abbeveratoio. Dopodiché è tranquillamente ritornato su. E il medico gli ha anche chiesto: ma vuoi che ti rifaccia la fasciatura? No, no, basta così. Un po' di alcol, una mano bucata, alcol, fasciatura e acqua degli animali. Il giorno dopo era già a lavorare. Ok, perché so queste cose? Come ho avuto accesso a questa abitazione? Io non scassino niente, questo è un urbex un po' particolare, ho avuto le chiavi dal proprietario che ringrazio. Il proprietario non è altro che Giovanni Cesca, il figlio più giovane di Angelo Cesca, nonché nipote di Giacomo Cesca che avete visto nella fotografia nella stanza accanto, e quindi ringrazio moltissimo Giovanni Cesca che ora è il proprietario di questo borgo per l'esperienza che mi ha permesso di vivere, che ci ha permesso di vivere, e per tutte le sue memorie e tradizioni che spero di aver tramandato, se non adeguatamente, almeno un po'.